Un colpo di reni finale, complice il bel tempo più che un sole davvero caldo, ma la stagione turistica per le spiagge venete ha avuto l'impennata utile a raddrizzare un inizio reso negativo da un clima freddo e piovoso, non registrato da decenni. Il bilancio dell'assessore regionale al turismo Marino Finozzi arriva al momento del cambio di stagione con l'autunno. Un sacco di segnali davano l'idea che sarebbe stata un'estate difficile, mentre poi luglio, agosto e anche settembre, visto le belle giornate che stiamo vivendo, hanno fatto risalire di molto quelle che sono le presenze e ovviamente anche gli arrivi sul nostro territorio. Tante presenze straniere, il nostro litorale adriatico continua a piacere all'estero ed è un bene per il calo osservato, causa crisi, dagli arrivi di italiani. La Regione ha promosso anche quest'anno varie iniziative di fidelizzazione. Ormai da qualche anno, in occasione delle principali fiere turistiche in Germania, oltre a presentare le classiche offerte delle nostre spiagge, presentiamo anche un concorso a premi. Ovviamente il premio principale è una bella vacanza sulle nostre spiagge e oggi, in occasione appunto di Expo Bici, andremo a salutare coloro che hanno vinto il concorso 2012, che da qualche giorno sono qui sulle nostre spiagge, che sono entusiasti di quello che è la qualità dell'offerta turistica che a loro viene offerta, e loro diventeranno ovviamente importanti ambasciatori delle nostre spiagge.